compresi anche tutti i presidenti delegati di tutte le delegazioni della Sardegna, in un consiglio direttivo che si riunisce a numero per la seconda volta in 6 mesi da quando si è insediato il nuovo consiglio direttivo. E mi piace iniziare questa conferenza stampa nel ricordare la figura di Giorgio Serra, scomparso da un mese, poco più di un mese, una figura che nell'ambito sportivo ha lasciato il segno, perché prima da atleta, da giocatore, poi da allenatore, poi da dirigente federale per tanti anni ha svolto un'attività intensa e efficace in maniera seria, sempre severamente impegnato sul fronte della periferia, ma sempre utilissimo al movimento. Per questa ragione tutti quanti noi cogliamo un attimo abbiamo avuto davvero un attimo di tristezza, e non nascondo anche un pizzico di commozione nell'entrare nella delegazione e trovarla ovviamente con una figura che non c'è più, ma anche con la consapevolezza che tutti noi, soprattutto i collaboratori, abbiamo dimostrato grande disponibilità ad accettare quelle che sono le fasi della vita, con rassegnazione ma anche con grande spirito di solidarietà nei confronti della famiglia e con la consapevolezza che bisognerà andare avanti. E quindi con grande tristezza, ma allo stesso tempo con pensiero rivolto alla famiglia e a tutti. Passo la parola al Presidente del Comitato regionale Andrea Vittini, che continuerà lui la conferenza. Sì, grazie Paolo, benvenuti tutti voi, anche se benvenuto a ora non devo darlo io, però in questo momento non della Telecalcio do benvenuto a tutti. Ringrazio i rappresentanti dei mass media che ci seguono da sempre in questo percorso sportivo, dando le informazioni necessarie. Saluto in particolar modo il vicepresidente della Lega, il professor Pilas, che è certamente padrone di casa quanto noi, però nella sua nuova funzione di vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti per l'area centro è un orgoglio che sia con noi qui in questa sede di Numero. Con noi sono presente anche Andrea Figo, seduto al mio fianco, lui è il nuovo presidente dell'USSI, che è l'Unione Sportiva Stampa Sportiva Italiana, e con il quale c'è un protocollo d'intesa che vedremo fra pochi minuti. Io alle parole di Paolo Manca, al quale chiaramente mi associo nel ricordare Giorgio Serra, voglio solo dire che con Giorgio Serra c'era stato una serie di compressioni di lavoro e avevo questo stato d'animo di dispiacere che non riuscivo a risolvere sul piano personale, e fortunatamente sono riuscito a risolverlo visitandolo. Ci siamo incontrati, abbiamo cenato insieme in casa sua ed è sembrato sia che lui sia io fossimo alleggeriti, cioè ci fossimo chiariti dei problemi. Questo per dire com'era Giorgio e come sono fatto anch'io, cioè quando si lavora possono capitare fra tutti noi delle incomprensioni, quando poi invece sono delle cose serie l'amicizia deve prevalere sopra ogni cosa, e questo è stata una cosa che fortunatamente sono riuscito a fare prima che Giorgio ci lasciasse. Però, visto che parliamo di cose tristi, è anche giusto ricordare che qualche mese prima ci ha lasciato Vincenzo Di Murtas, che era anche lui un presidente benemerito di questo comitato. Disgraziatamente ci ha lasciato da poco un arbitro giovanissimo, Riccardo Santoro, che durante i test prima dell'inizio dei campionati ha avuto un malessere che ancora non è spiegato bene da dove nascesse. E visto che le cose non vengono mai da sole, abbiamo vissuto tutti come popolo italiano un'altra tragica vicenda in Afghanistan, per cui io credo di fare una proposta di totale confidenza, se per un minuto ci fermiamo a pensare a tutti questi cani